cerimonia, questo incontro che è stato pensato per ricordare i 20 anni della scomparsa di Don Gilberto Fressaco, e in quell'occasione l'Università di Udine ha deciso di intitolare il proprio coro a questo studioso, studioso friulano, insomma, che ha avuto molti meriti nell'ambito della cultura e della musica del Friuli. Appunto abbiamo intitolato questo incontro Jenfri Storie delle Musiche e c'è ancora altra storia della musica e canto corale. Do la parola al magnifico lettore professor Alberto De Toni per un saluto iniziale. Ben trovati a tutti, oggi anche se è nuvoloso è una bella giornata perché appunto facciamo il ricordo di Don Gilberto, dopodomani appunto sono passati 20 anni dalla sua scomparsa. Forse non è un caso che facciamo questa intitolazione del coro nel suo nome nei 40 anni dell'Università di Udine, perché appunto abbiamo fatto 2 anni fa, praticamente l'anno scorso, abbiamo fatto i 40ennale del terremoto. L'università di fatto nasce 2 anni dopo la legge, quindi noi faremo quest'anno i 40 anni e a noi appunto piaceva l'idea che nel 40esimo dell'anniversario dell'Ateneo potessimo intitolare a Don Gilberto Fressaco il coro della nostra università. E come mi hanno detto appunto i fratelli, qui che sono presenti, che ringrazio, era una famiglia di 8 fratelli, la prima si chiamava Ottavia e dopo tutti maschi, e lui era appunto il penultimo, come le famiglie, diciamo, del Friuli di una volta. Oggi è raro, penso, trovare famiglie di 8, anche mio papà erano in 8, veneti erano, quindi diciamo sono famiglie ormai di altri tempi. Ecco, e ho avuto la fortuna di leggere il ricordo che farà Peter Lunger, che voglio ricordarvi, Enrico Peter Lunger è anche il delegato alla cultura friulana, ho avuto la fortuna di leggere il suo ricordo, perché appunto Don Gilberto Fressaco ha cominciato a fare il cappellano a Codroipo, dove ha conosciuto Angelo Vianello, ha conosciuto anche Enrico Peterlunga e diciamo ho scoperto, leggendo la sua biografia, che lui, anche se veniva da una famiglia popolare, era riuscito a laurearsi in lettere, in teologia e addirittura aveva conseguito il titolo al conservatorio ed era anche ad organo ed era addirittura docente di esercitazioni corali. Ed aveva appunto fondato ad Codroipo il coro che era intitolato a, se non ricordo male, a Candotti, che è anche quella un'altra figura storica del Friuli, e quindi ecco, come vi racconterà dopo bene Enrico Peterlunger, in realtà lui è stato un intellettuale che spaziava appunto dalla teologia alla storia della musica, alla storia della Chiesa Pileia, e ha trovato nella musica appunto tutti i filoni culturali che hanno fatto, che hanno fatto di questa terra un luogo, diciamo, di autonomia anche culturale e anche ecclesiale, che dopo magari lui vi racconterò con grandi particolari. Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, anche infatti prima riproveravo Don Angelo, Angelo Vianello, perché ho detto Don Angelo, perché ho sempre Don Angelo, quello lì di, come si chiama? Quello lì della mostra, perché Don Angelo Zanello, quindi ogni volta che dico Angelo mi viene il Don in automatico. Scusatemi, allora stavo dicendo che prima stavo riproverando in maniera amichevole Angelo Vianello, perché in effetti non ho avuto la fortuna di conoscerlo. In realtà vi racconto un piccolo episodio. Un giorno ero in studio da Angelo e vedo una foto, io non conoscevo appunto Gilberto Fressaco, e gli ho chiesto chi è questo, e Angelo si mise a piangere. Ecco, questo per dirvi il legame che aveva legato, che aveva messo insieme appunto questi percorsi diversi, ma alla fine che trovavano nella cultura
nella fede e anche nella testimonianza un loro punto, diciamo, di snodo. Ecco, il nostro coro università nasce nel 90, fondato da Anna Pellegrino e Don Borgo Nicolino, un coro che all'inizio, tra l'altro, cantava nella cappella universitaria di San Cristoforo, un coro che poi, diciamo, ha avuto, come sempre succede, dei cicli, diciamo, di alta e di bassa, e finalmente 2 anni fa, nel 2015, lo abbiamo rifondato sotto la guida del professor Fabio Alessi, che è un nostro professore di informatica, ma è anche un pianista e quindi è anche un amante del coro, che lo ringrazio subito. Voglio ricordare anche i direttori che hanno preceduto il coro, che è Walter Temel e poi anche Davide Pittis, che in realtà sono entrambi stati docenti del conservatorio, e qui vedete i legami che abbiamo con il conservatorio. Qui ringrazio della presenza Paolo Pellarin, con cui abbiamo un percorso insieme al nostro Ateneo molto proficuo. Abbiamo recentemente dato una honoris causa bellissima all'organaro Zannin, se non sbaglio, no? Ecco. E quindi abbiamo fatto una bellissima cerimonia dimostrando come la musica, gli organi, tutta quanta, diciamo, ecco, la musica è un'altra delle risorse di questo territorio, e sono molto contento che abbiamo questo percorso insieme. Io ringrazio tutti i presenti qua, perché c'è il direttore della Fondazione Friuli, qui c'è anche, abbiamo il Presidente della Provincia, abbiamo anche diciamo, la storica preside dell'Uccellis che è qui presente. Ringrazio tutti quanti, perché se siamo qui evidentemente perché questa persona ha lasciato un segno. Ecco. Prima dicevo ad alcuni del coro che tutti sono professori, ma pochi sono i maestri. Ecco. E probabilmente possiamo dire la verità che Don Gilberto Pressaco è stato per noi un maestro. Grazie di essere qua e tenete alta la bandierina del nostro Ateneo. Grazie. Grazie al Rettore per i suoi saluti così cordiali e accoglienti. Invito l'onorevole Pietro Fontanini, Presidente della Provincia di Udine, a portare il suo saluto. Questione di 2 minuti. Ho fatto per Furlan perché Gilberto Pressaco ha rivalutato il Friuli in maniera profonda. È stato un che la scuviarti i filoni originali delle nostre musiche, le storie del cristianesimo in queste nostre Friuli. C'è stato un percorso, un lavoro originale e che non è stato sclarito al 100%, alle tante che abbiamo studiato. Perché ho creduto che la maggioranza dei furlani crede che tutto dipende da Roma. E invece lui ha accettato altre strade. L'ha accettato Alessandria, ha accettato le presenze ebraiche, ha accettato dei robis un lavoro particolare, le storie proprio del cristianesimo in terre furlane. E allora l'estate, come che diceva il rettore, un autonomista. Perché aveva la forza di chiamare un percorso originale dal campo di musiche, riscovergente persone importanti, ma soprattutto l'altra sgarfata proprio dal campo pugliese, ma per quel che riguarda la storia del cristianesimo non si è data un'originalità, un percorso, un lavoro originale, perché non sono originali. Non pondiamo i compagni di Roma, anche per il fatto che avevano una lingua differente. E quando il popolo aveva una lingua differente all'interno di un stesso territorio, che lei a Vondedogni, dopo aveva in Aquilea, che è una città romana, quindi aveva voluto di federare, tra virgolette, italiano. Invece avevano una lingua differente. E avevano una musica differente. E avevano anche, ho creduto, un messaggio cristiano, forse un po' differente. Mi dispiace che voi qui non è la Iglesia furlana presente. Perché Gilberto è stato un uomo di iglesia e l'ha portato in denante
tante belle esperienze anche in questo campo. E dopo avere un lavoro originale, un lavoro libero, avere paura di nessuno, perché aveva la forza dai suoi studi e di aver approfondito certe spiese. E io dicevo con forza, era un uomo energico, perché per sacco si sono un po' due così, ossia una famiglia di gente che ha carattere, che ha forza. Mi svol di Sedeano, di Turide di Sedeano, un paese che tra l'altro ha dato tanti personaggi che per fortuna sono anche molto vivi, che poi anche che stanno facendo tante per le nostre culture, per le nostre identità. Quindi fa bene l'università a intitolare il coro, fa bene l'università a ricordarlo, domani è con 20 anni, però bisogna dare anche più spessore a chi stompa, perché l'ha fatta tanto. L'ha fatto tanto per il nostro Friuli, per la nostra cultura. Ha diretto un coro, il coro Candotti, che ha dato una forza a questo coro, che ha fatto fare un sacco di qualità al coro Furlan, che era un po' collage, no? A Tiantuccia. E lui, con le musiche e soprattutto con il metodo, ha dato forza e dignità al canto corale, alla musica corale furlana. Quindi un grande intellettuale, un grande uomo del nostro terra, che purtroppo non sarà stato massa a buon'ora, come succede spesso ai furlans, che quando vorrebbero indicare il migliore delle loro ricerche, purtroppo vengono inghiavati perché la morte, io chiappo dentro. Quindi complimenti, ripeto, all'università e grande memoria, grande e non dimenticarsi di tanti che ha fatto Gilberto Pressacco per le nostre culture e per le nostre storie. Grazie signor Presidente Fontanini per il suo ricordo di Don Gilberto. Inviti la professore Maria Letizia Burtulo a portare il suo saluto a nome dal Comune di Udine. Porto volentieri il saluto del Comune di Udine in questa che è un'occasione importante. Credo che un po' abbiamo forse il difetto nella nostra terra di non sottolineare a sufficienza alcune figure davvero importanti. E Gilberto Pressacco, che ha congiunto insieme una universalità della sua cultura con una valorizzazione anche della peculiarità del territorio, è da questo punto di vista una figura sicuramente significativa. Io credo che proprio nella consapevolezza della complessità, della varietà della cultura, del suo collegamento fra le origini, il territorio e nello stesso tempo con la possibilità di ampliarsi e di dialogare con gli altri, stia una delle forze non solo di questa figura, ma anche di un esempio che dovremmo seguire. Siamo troppo presi dal presente, ma se si vuole costruire il futuro non possiamo dimenticarci delle figure che hanno dato forza alla nostra storia e alla nostra tradizione. Grazie molto per questo saluto. Invito a portare il suo saluto il direttore del Conservatorio di Udine Jacopo Tovadini, il maestro Paolo Pellarini. Grazie di avermi chiamato, grazie soprattutto di questa opportuna, magnifica idea di ricordare Don Gilberto intitolandogli il bellissimo coro dell'università, e lo dico da direttore del conservatorio con un pizzico di invidia. L'università ha un bel coro, quasi migliore di quelli dei conservatori. e dico due parole di più sull'università prima di parlare del caro amico Don Gilberto, perché c'è da essere fieri ad avere a Udine un'università che si occupa tanto di musica e si occupa in molte maniere. Lo ha detto prima il rettore, parlando della laurea che è stata appena conferita all'organaro Gustavo Zanin, ma
un'altra laurea è stata conferita a un uomo di musica un paio d'anni fa, al liutaio Morassi, per cui 2 lauree ad honorem in musica da parte dell'università sono un fatto significativo. Come è significativo il fatto che l'università stia attenta e voglia e curi di avere un coro, come le grandi università internazionali, non come tante altre università italiane. È importante che all'Università di Udine ci sia un dipartimento per l'arte, la musica e lo spettacolo che fa ottime cose. Bellissimo che adesso all'università si facciano anche concerti. Ieri abbiamo inaugurato una stagione concertistica con la partecipazione del conservatorio voluta dall'università nella sede della biblioteca, della quale biblioteca durante il concerto ho avuto modo di vedere che c'è una ricchezza di testi musicali che è veramente un onore. Da parte nostra è un merito da parte dell'università. E 2 parole di Don Gilberto. Io l'ho conosciuto, ero appena arrivato a fare il professore al Conservatorio di Udine e mi ricordo questo importante collega autorevole, colto, trascinatore, pieno di capacità di coinvolgere tutti quanti, di fare scuola. E lo faceva anche insegnando quella materia così particolare che sono le esercitazioni corali, nella quale ha modo di conoscere tutti gli studenti del conservatorio e dare a tutti, che siano organisti, pianisti, chitarristi, cantanti, dare a tutti un'impronta di se stesso e di quello che deve essere l'indirizzo musicale al quale dovranno essere votati. Infatti, se si parla con i diplomati del conservatorio della generazione precedente, tutti quanti diranno: ho studiato violino con il professor tale, ho studiato musica da camera con il professor tal'altro, ma ero parte del coro di Don Gilberto Pressacco. Questo è un marchio di tutti i musicisti friulani ed è un marchio di qualità, indubbiamente. Don Gilberto era uno di quei direttori di coro che sapevano anche formare la voce e di fatto, se si può dare una distinzione ai cori, il presidente della provincia prima diceva della qualità dei cori del Friuli e del miglioramento che c'è stato dopo Don Gilberto. È vero, lui ha fatto in modo che i cori cantassero in un certo modo e non soltanto per aprire la bocca o per pronunciare le parole. E la differenza si vedeva perché dal coro di Don Gilberto sono venuti diversi studenti che poi si sono diplomati in canto e che adesso fanno la carriera di cantanti, e questo è sicuramente un carattere distintivo dei cori. Ricordo di Don Gilberto il grande impegno per il gregoriano, impegno che non è ancora stato raccolto del tutto, perché il gregoriano è ancora studiato non proprio approfonditamente. Però il Conservatorio di Udine, lo dicevo ieri nel corso di altre manifestazioni, di altro incontro, il Conservatorio di Udine ha aperto, unico in Italia, l'indirizzo di studi di musica da chiesa, di musica liturgica, unico in Italia, nel senso che ce n'è un altro in Italia, a Bolzano, ma in lingua tedesca. E questo qui è sicuramente il lascito anche del lavoro di Don Gilberto. Fra l'altro, caro Presidente della provincia, quando si dice che la musica di Friuli è diversa dalla musica di Roma, è vero, perché ormai è accreditato che la musica aquileiese, il gregoriano aquileiese, è un gregoriano diverso dalle altre scuole gregoriane che fino adesso si sono studiate e fin qui gli studiosi hanno voluto approfondire. Ancora un paio di parole per ricordare la sua capacità di coinvolgere l'intero conservatorio nelle grandi produzioni. Io ricordo con commozione, devo dire, quando nel 96, poco prima della morte, ha portato il conservatorio a celebrare l'anniversario del terremoto
con una spettacolare esecuzione della Passione secondo Giovanni nel Duomo di Gemona. È stato un momento fenomenale in cui il coro ha cantato benissimo, l'orchestra ha suonato benissimo, il ricordo dei nostri morti è stato molto, molto commovente, molto partecipato, e tutto ciò non si sarebbe potuto fare se non ci fosse stato un coro così sapientemente preparato. Grazie all'Università per aver pensato a Don Gilberto, penso che sia una cosa molto opportuna, e grazie al coro e all'amico professore Fabio Alessi per portare avanti questa importante tradizione. Molto grazie al direttore per queste parole. Invito a portare il saluto della Fondazione Friuli, il direttore dottor Luciano Nonis. Prego. Buongiorno a tutti, porto il saluto della Fondazione Friuli, in particolare del suo presidente Giuseppe Morandini. Noi qui in università siamo un po' come a casa perché abbiamo un rapporto consolidato ormai che dura praticamente da sempre. L'università è il nostro principale interlocutore non solo per il livello dei sostegni erogati ma anche per il continuo scambio di idee che abbiamo. E siamo anche vicini all'associazione Don Gilberto Pressaco, le cui iniziative sosteniamo da qualche anno. Come fondazione noi destiniamo circa 1/3 del nostro budget erogativo alla cultura, e dentro questo mondo della cultura abbiamo una particolare attenzione per la cultura friulana, nella consapevolezza insomma che rafforzare le nostre radici, o perlomeno essere più consapevoli delle nostre radici, ci rende più forti e ci permette il modo migliore di aprirci al mondo e di partecipare a quella grande competizione che ormai è diventata la globalizzazione. Quindi non posso che ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa. Ringrazio soprattutto il coro che guardo con molta invidia, perché anch'io ai miei tempi feci parte del coro universitario, lo ricordo come una delle esperienze anche più formative, più importanti, uno dei più bei ricordi che ho dell'università. Grazie a tutti. Grazie dottor Nonis. Invito a portare il saluto a nome dell'Associazione Culturale Don Gilberto Pressaco il professor Angelo Vianello, che è stato presidente fino a pochi anni fa. Un cordiale saluto anche da parte mia. Vi parlo anche a nome del professor Fabio Pressaco, impossibilitato ad essere presente con noi oggi, per porgervi un saluto a nome suo, ma soprattutto per manifestare la grande soddisfazione, direi la gioia, di Pressaco e di tutta l'associazione per questa dedica del coro a Don Gilberto. È un evento importante che, in questo caso in maniera quasi virtuosa, si realizza in occasione del suo 20° anniversario, nel 20° anniversario della sua scomparsa, come vi è stato più volte detto. Ecco, non vi parlerò di Don Gilberto, altrimenti, come vi è stato già anticipato, mi commuoverei. Però voglio dire una cosa: Don Gilberto ha intuito e ha capito molto bene il magnifico rettore, è stato un maestro, e io aggiungo un maestro di umanità. Mi fermo qui. E proprio per questo volevo sottolineare come questa università, l'Ateneo del Friuli, manifesti una grande sensibilità, una grande attenzione verso tutti gli uomini di cultura o gli uomini che sono in grado di dare qualcosa a questo territorio, a tutti noi. E tra questi indubbiamente spicca anche, come avete capito, Don Gilberto Pressaco. Per cui, sia come associazione Don Pressaco, ma anche a livello personale, anche se sono parte in causa, voglio manifestare la mia gratitudine verso l'Università del Friuli, Università di Udine, e in particolare al magnifico rettore Alberto De Toni, al direttore del CIF Enrico Peterlunger e al direttore del coro Fabio Alessi. Ma accanto a queste 3 figure istituzionali io voglio ricordare, anche se anonimamente per ragioni di spazio, diverse persone dell'Ateneo che prima hanno semplicemente caldeggiato,
poi si sono mossi, hanno proposto e poi hanno contribuito a realizzare questo evento e questa dedica. A loro va la mia profonda riconoscenza, come sono riconoscente anche nei confronti vostri per la vostra presenza qui in questa bellissima occasione. Grazie. Grazie Angelo, invito a portare il saluto da parte della famiglia di Don Pasquale Pressacco, che era il fratello appunto di Don Gilberto, prego. Grazie, sono assieme al fratello Silvio, sono due fratelli di 7 e la sorella Ottavia, no? Voglio solo ricordare un particolare della vita di famiglia. Papà cantava in chiesa, questo papà nel coro della parrocchia, e anche lo zio, il fratello di papà, che era professore di lettere, dirigeva il coro e suonava l'organo in parrocchia. E siamo venuti su tutti con la passione del canto nella parrocchia di Turida. Il bello è questo, che quando ci trovavamo durante le vacanze, tutti attorno alla tavola eravamo 7 fratelli, no? Il più grande aveva sui 24 anni, il più piccolo 7-8, insomma. Cantavamo delle canzoni friulane dopo il pranzo, delle altre cose, si cantava insieme. L'unico che non cantava era Gilberto, per motivi di salute, poi aveva avuto problemi anche alla schiena, insomma non poteva giocare con gli anni lì della fanciullezza. Insomma, e si vedeva che lui soffriva perché non cantava con noi dopo il pranzo, dopo la cena o la sera, dopo la cena dell'estate, durante le vacanze. E cosa è successo? Che chissà perché, chissà come, insomma, dopo ai 15 anni e mezzo, ai 15 ai 16 anni ha avuto come uno scatto, ha cominciato a cantare, a suonare l'organo in chiesa, da solo, dopo, per dire come nella vita succedono cose un po' strane. Proprio lui era l'unico fratello che non cantava, diceva mi chiante poi, era un po', era forse senza voce, che non aveva, insomma a 15-16 anni è partito e sappiamo cosa è successo. Basta così. Grazie Don Pasquale. Infine invito al consigliere regionale Vittorino Boema a portare un breve saluto. Sicuramente con piacere, sicuramente a nome della regione, ma anche sicuramente personalmente, perché insomma potrei dire che sono un gilbertiano di seconda generazione, nel senso che l'ho anche conosciuto, ci sono stati dei momenti personali sicuramente interessanti, ma ho conosciuto quanto era riuscito a determinare in una generazione appena un po' più vecchietta di me, da Angelo, Enrico, altre persone del mio territorio, Codoripesi, che si capiva benissimo che erano state formate da questo uomo di grande profondità. Due cose velocissime. Una rispetto a ciò che è riuscito a passare in quegli anni, per quanto mi riguarda soprattutto questi anni 90, inizi anni 90, su dei temi che paradossalmente tornano ad essere di attualità. Con Don Gilberto abbiamo capito anche il rapporto che c'è tra centro e periferia, adesso è uno dei temi di cui si parla adesso, no? Le metropoli, le robe, le periferie, eccetera, eccetera. In qualche maniera nella sua riflessione c'era questo, cioè come, se volete, anche messaggi simili che partono, se volete, da uno stesso luogo, da uno stesso input, hanno delle conseguenze diverse in sistemi organizzati da centro e sistemi organizzati da periferia, o quanto la normalizzazione possa essere più semplice nei centri rispetto a quanto non possa essere nelle periferie. Altro aspetto importante che credo abbiamo capito, quanto non è che nel chiudersi, cioè che la nostra formazione, le nostre culture, le nestrigliesi alle fatti, invece che si inserarsi alle stinsi imprichei. Abbiamo capito quanto invece come dire, culture, pensieri che si incrociano determinano il modo di essere dei popoli. L'altro aspetto è che ha a che fare con l'intitolazione di oggi. Don Gilberto era una persona sicuramente particolare, un carattere anche molto forte, sicuramente visionario,
è morto prima di razionalizzare in maniera completa il suo pensiero, e devo dire che il lavoro che hanno fatto in maniera particolare l'associazione Don Gilberto Pressaco è stata fondamentale da questo punto di vista, tant'è, dico, che era particolare, era forse visionario, non aveva ancora concluso completamente la razionalizzazione del proprio lavoro, del proprio pensiero, che forse all'inizio non è che fosse stato così accolto, anche dal mondo scientifico. All'inizio, insomma, erano dite robe un po' strane, se proprio tutto vero così, eccetera, eccetera. Il fatto che la maggiore autorità dal punto di vista culturale della formazione, cioè l'università, compia quest'atto simbolico, io credo che dimostri questo. Era stato un intuitivo, forse non subito tutti quanti l'abbiamo capito, il lavoro che hanno fatto coloro che da lui hanno appreso la grandezza del suo pensiero ha aiutato ad arrivare in questo momento. Quindi, se volete, dico forse esagero, ma un po' una riconciliazione tra un visionario e un popolo, un insieme di persone che forse avevano bisogno ancora di un po' della sua presenza per riconoscerlo fino in fondo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Allora passo alla lettura di alcune parole di ricordo di Don Gilberto, che appunto adesso vi proporrò. Gilberto Pressaco era nato nel 1945 a Turida di Sedegliano, sesto figlio di una numerosa famiglia contadina. Fin da giovane ha manifestato attitudine e interesse per la musica, studiando pianoforte, ma sviluppando attenzione anche per la composizione e per gli studi di argomento musicale e musicologia. Maturò anche la sua vocazione religiosa, che lo portò ad entrare nel seminario arcivescovile di Udine e fu ordinato sacerdote nel 1970 a 25 anni. Come primo incarico pastorale venne inviato come cappellano alla parrocchia di Codroipo, dove, sempre nel 1970, fondò il coro Giovanni Battista Candotti, al quale affiancò all'inizio degli anni 80 del secolo scorso il gruppo da camera Floriano Candonio, che ha preso il nome da musicista friulano del Rinascimento. Anche Candotti, magari per chi non lo sa, è un musicista dell'Ottocento, nato a Codroipo e poi vissuto a Cividale, e la scuola Aquileiensis di Udine, che ancora opera e che sentiremo più tardi. Con queste formazioni corali Pressaco si dedicò particolarmente alla riscoperta e diffusione del repertorio del Friuli antico, dal periodo medievale a quello barocco. L'intensa attività, soprattutto negli anni 70 e 80, con i suoi gruppi portò prima alla vincita di concorsi internazionali, poi alla realizzazione di diverse incisioni discografiche e infine alla nomina a maestro di cappella del Duomo di Udine dal 1980 al 1992 e all'incarico di docente di esercitazioni corali presso il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine dal 1982. In quegli stessi anni raccolse anche i frutti dei suoi studi in teologia dogmatica, conseguendo la laurea presso la Pontificia Università Lateranense di Roma nel 1981 e la laurea in lettere presso l'Università di Padova nel 1986, avendo come relatore di tesi il professor Giulio Cattin, noto musicologo dell'Ateneo Patavino, che in realtà io ho conosciuto personalmente e conosco personalmente perché quando cantava nel coro dell'Università di Padova era quello che ci seguiva dal punto di vista musicale. Dal punto di vista degli studi musicologici, Gilberto nel 1983 pubblicò inoltre un importante saggio dal titolo La musica nel Friuli storico, che è ricompreso nell'enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia. È uno studio molto ampio e molto interessante, molto accurato e dettagliato. Successivamente la rilettura degli studi di Monsignor Guglielmo Biasutti e la richiesta di stilare una storia della danza in Friuli stimolarono in Pressaco la formulazione di ipotesi originali sui tratti della primitiva chiesa di Aquileia. In particolare, importanti legami con la chiesa di San Marco ad Alessandria d'Egitto avrebbero favorito, nei primi secoli, la formazione di una chiesa locale caratterizzata da un'identità distinta e spesso lontana da quella di Roma. Aquileia aveva infatti una produzione di riti liturgici propri, che sono anche molto interessanti, insomma, soprattutto in occasione della Pasqua e del Venerdì Santo. Ha elaborato una formula propria del credo,
ha sviluppato forme musicali peculiari, il canto patriarchino, che è stato utilizzato poi fino al 1500. Tale identità ecclesiale, vicina alla teologia di Origene, il cui tratto caratteristico è la salvezza universale o apocatastasi, e l'orgoglio delle proprie radici, portarono la Chiesa di Aquileia a rimanere separata da quella romana per oltre un secolo e mezzo, con lo scisma dei 3 capitoli nel 553 d.C. A questo proposito è interessante ricordare che la salvezza universale è raffigurata con grande efficacia nei mosaici della Basilica di Aquileia, Aula Sud, dove gli angeli del paradiso pescano, ovvero salvano con la lenza, pesci puri e impuri, a significare che tutti gli uomini alla fine saranno salvati, e Pressaco indagò a fondo anche questi aspetti. Queste affascinanti teorie apparvero per la prima volta in forma organica nel libro Sermone Cantu Coreis et Marculis, edito dalla Società Filologica Friulana, e vennero sviluppate negli scritti degli anni successivi. Un altro studio mise in evidenza alcune forme di danza estatica che erano praticate nel I secolo d.C. ad Alessandria e che si sarebbero trasferite e mantenute nella tradizione popolare in Friuli, e tracce di questo sono state riportate anche in alcuni riti di fertilità celebrati nella notte di Pentecoste nella Bassa Friulana nel XVI secolo. Alcuni caratteri sarebbero condivisi anche dalla Taranta pugliese, per cui gli addentellati degli studi di Gilberto veramente spaziano in vari territori e in vari temi. L'approccio fortemente multidisciplinare e la portata innovativa delle idee accesero un vivace dibattito intorno all'importanza delle proposte di Pressaco. Egli presentò i risultati delle proprie ricerche scientifiche durante diversi congressi nazionali e internazionali e ne elaborò svariate forme di rappresentazione radiofonica, scenica, documentaristica per esporle a un pubblico più vasto. Negli anni '80 interagì significativamente con la giovane Università di Udine, che aveva iniziato ad operare in particolare con Angelo Vianello e Paolo Fabri. Una curiosità: fu il primo a portare all'inaugurazione dell'anno accademico il proprio coro Giovanni Battista Candotti per il canto del Gaudeamus Igitur, inno di tutte le università. Personalmente devo molto a Gilberto, avendolo conosciuto a Codropo in qualità di cantore del coro Candotti e di partecipante anche al gruppo del sabato sera, che si riuniva sotto la sua guida per trattare temi di teologia, e devo dire che mi ha trasmesso la passione per questa materia apparentemente noiosa, ma che nelle sue parole era tutt'altro che arida, ma anzi profondamente appassionante e significativa. Infine devo a Gilberto quel poco che so di musica e direzione corale, avendo attinto alla sua sensibilità interpretativa, musicalità e finezza espressiva, oltre che abilità tecnica di grande valore, che sapeva esprimere i valori culturali ed estetici dei vari pezzi. È ancora viva la memoria in Friuli delle sue lezioni concerto, nelle quali spiegava il contesto e il valore storico e artistico di ogni pezzo. Il suo lavoro appassionato si interruppe bruscamente 20 anni fa, il 17 settembre 1997. La sua eredità culturale di studioso ha lasciato varie tracce che meritano tutt'oggi di essere esplorate e analizzate, con lo spirito e la libertà di pensiero e di ricerca di cui Pressaco ha lasciato esempio. È nostro compito oggi continuare queste indagini con il medesimo spirito. Bene, allora questo ricordo si conclude e adesso passiamo all'ascolto dei due cori, per cui invito il coro dell'Università di Udine, appunto Don Gilberto Pressaco, a avvicinarsi per proporre 3 pezzi di area friulana, che sono, insomma, avete il programma, lo avete davanti, comunque canteremo il Parinestri, cioè il Padre Nostro in friulano, ma preso da una melodia russa con l'armonizzazione di Don Albino Perosa. L'Edenver, che è una villota popolare friulana con l'arrangiamento di Fabio Alessi, e Stelo di Salpinis, che è una villota di Arturo Zardini con l'arrangiamento di Fabio Alessi.
dell'Università di Udine. Invito adesso la Scuola Aquileiensis a presentare 3 pezzi di musica che vengono dagli studi proprio di Gilberto Pressaco sulla musica antica aquileiese. A questo proposito, diciamo, seguendo anche una tradizione che era proprio di Gilberto, chiederei al maestro Claudio Zinuti di dire 2 parole molto brevi su questi 3 pezzi: Mecum timavi, utque and laxis e ave gloriosa mater. Ecco, 2 parole di presentazione del primo brano, Mecum timavi saxa. Si tratta di un planctus scritto da Paolino d'Aquileia, siamo nel 799, e il planctus è a ricordare la morte, diciamo in qualche maniera, di un importante personaggio mandato da Carlo Magno, un suo, diciamo, luogotenente, un suo generale, potremmo dire, confini orientali, e proditoriamente ucciso in un'imboscata vicino Fiume. Questo Ericco, di distrito originario di Strasburgo, appunto viene ucciso, e Paolino d'Aquileia, in occasione di questi funerali, scrive questo compianto, questo planctus. La particolarità di questo brano è che diciamo, nel testo di questo compianto viene nominata un po' tutta la geografia dell'allora patriarcato di Aquileia, che viene invitato appunto il territorio a piangere. Quindi troveremo i vari fiumi, Timavo, appunto, Saxa, ma troveremo anche Cormonis Ruralia, Iuga Cenetensium, ce ne sono tantissimi toponimi che appunto vengono da Paolino, che probabilmente è anche diciamo, l'autore del testo, anzi sicuramente, oltre che della musica, sono così invitati a piangere la scomparsa di questo importante personaggio, di Mecum timavi saxa. Mecum timavi saxa novem funina, flete per novem fontes redundantiam, que salsa duci una fontionici, istrisa usque, isabur pamadua, natis aporta Prossimo brano, Utque and Laxis, prego. Laxis è un inno a San Giovanni Battista che Paolo Diacono, il nostro Paolo Diacono, scrive in occasione della festa di San Giovanni. La particolarità di questo inno è che è costruito dal punto di vista musicale, ogni semiverso è costruito, parte da una nota progressivamente più alta della scala. Cioè il primo verso parte da quello che noi adesso chiamiamo Do,
nel secondo verso dal Re, il Mi, eccetera. Questa particolarità era stata notata da Guido d'Arezzo qualche secolo dopo, ovviamente, e visto che l'inno era molto conosciuto al tempo, lui lo utilizzò per insegnare i gradi della scala, i vari suoni della scala ai suoi allievi. E quindi da questa abitudine è nata la consuetudine di chiamare i vari suoni della scala, appunto, Ut, Re, Mi, Fa, Sol e La, che sono le sillabe iniziali del testo Ut, quem laxis, Re, sonare fibris, Mi, ragestorum, Fa, molituorum, Solve, polluti, Labi, reatum, che sono in corrispondenza appunto dei vari gradi della scala. La nota Si, per chi si chiedesse da dove arriva, che in questo canto non viene toccata, perché è un canto costruito su un esaccordo, quindi solo 6 suoni, si presume che successivamente sia stata introdotta utilizzando le iniziali Sancte Johannes, è per questo motivo. Un'ulteriore particolarità, successivamente la sillaba Ut, che i francesi usano tuttora, è stata sostituita da un teorico musicale italiano, si chiama Giambattista Doni, dicendo che la sillaba Ut per noi italiani non era pratica, non era eufonica, non era comunque buona per il solfeggio, allora ha pensato bene di sostituire le iniziali del suo cognome, si chiama Doni, è diventato così, è entrato anche nella storia. Ecco, questo per dire che nel nostro repertorio musicale ci sono delle pietre miliari della storia della musica. Anche il pezzo che abbiamo eseguito prima, questo compianto, è importantissimo perché è uno dei primi esempi di notazione musicale, anzi ancora appunto a diastematica, appunto dove è notato, con cui è notato questo brano che è conservato a Parigi. Allora, Ut queant laxis di Paolo Diacono. Queant laxis resonare fibris, mi ragestorum famulituorum, solve polluti labi reatum, Sancte Johannes. Nuntius celso veni ex Olimpo, te patrimonium fore nasciturum, nomen et vitae seriem gerende, ordine promi. Ille promissi dubius superbi, erdi prompte modulos novene, se reformasti genitus perente, organa voci. Sic pecus Patri geniteque proli, et ibi comparut triusque virtus, Spiritus semper erus unus omni, tempo di seco. Amen. Ecco, concludiamo il nostro intervento con un terzo brano, questa volta polifonico. Si tratta di uno dei discanti cividalesi, cosiddetti discanti cividalesi. Sono delle primitive polifonie, sono contenute in un codice, il codice 56, conservato al Museo Archeologico di Cividale. Ha una particolarità questo codice: contiene 12 polifonie primitive ed è
rappresenta un unicum in quanto concentrazione di questo tipo di composizione in un unico testo. Don Gilberto lo studiò nel corso degli anni, partecipò a un convegno, eseguì questi discanti con il coro Candotti. Noi ultimamente abbiamo ripreso anche quest'idea e li abbiamo ristudiati e abbiamo anche predisposto un'incisione di questi discanti aquileiesi conservati a Cividale. Allora vi proponiamo questo Ave Gloriosa Mater. Siamo oggi in formazione leggermente ridotta, diciamo del 20%, perché normalmente siamo in 5, perché appunto il nostro compagno Roberto ha avuto un incidente, purtroppo si è rotto un femore proprio l'altro giorno e non ha potuto essere con noi, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio. Ave gloriosa Mater Salvatori, Ave speciosa Virgo Flos Futuris, Ave lux iocunda Thalamus Splendoris, Ave speciosa Salus Peccatoris, Ave vite pia, casta munda pura, dulcis mitis pia, felix creatura, parens modo miro, nova palitura, virum sine viro, contra legis iura. Virgo Virginum espes criminum rebus luminum celi domina, salus gentium spes fidelium lumen cordium nos illumina. Nosque Filio tuo tam pio, tam propitio reconcilia, et ab gaudia nosterem mia duc precepia, Virgo Maria. Grazie alla scuola Pugliensis. Come avete ascoltato, queste melodie veramente hanno un carattere molto semplice, antico, ma affascinante, perché effettivamente la polifonia stava nascendo proprio in quei secoli e le voci insomma cercavano di espandersi esplorando un po' lo spazio musicale. Bene, adesso proseguiamo brevemente con la lettura della motivazione, poi invito i due direttori dei due cori ad avvicinarsi per la consegna di una targa a ricordo da parte del rettore. Poi ai coristi verrà regalata una copia di questo libro Dalla salvezza di pochi alla salvezza universale, della casa editrice Forum, e autori Luca De Clara, Gabriele Perizzali e Angelo Vianello, che riguardano i mosaici di Aquileia che sono stati oggetto di studio di Gilberto Pressaco. L'Università di Udine ha come scopo istituzionale di promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale del Friuli. Con spirito di apertura e lungimiranza è attenta e sollecita a valorizzare i figli prediletti di questa terra e le grandi figure della cultura friulana. Per questo l'Università del Friuli ha deciso di intitolare il proprio coro a Don Gilberto Pressaco. Al maestro, il rettore consegna al maestro Claudio Ginutti la targa a ricordo di questo evento e ringraziamento per la partita. Complimenti vivissimi. Bene.
si avvicinano, appunto consegneremo loro una copia ciascuno di questo libro e poi c'è un aperitivo che qui accanto ci aspetta. Grazie a tutti per la partecipazione e arrivederci.